Ci troviamo sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia e siamo all'agriturismo alla Sorgente Longobarda. Oggi vi preparo una frittata alle erbe. Io vado a raccogliere circa 18-20 tipi di erbe per metterla nella frittata. Si fa un soffritto e poi si cuociono le erbe tutte assieme come fossero degli spinaci. Andiamo a preparare la ricetta. Prima di tutto si rompono le uova. Noi facciamo tutto monoporzione, quindi 3 uova, sale, una grattata di pepe e a parte mettiamo nella padella un goccino di olio di semi, un po' delle erbe. Procediamo a metterci le uova. Per fare una frittata molto buona bisogna aggiungere un pochino di latte e versarlo nel mezzo della frittata. Si inizia a mischiare sempre in mezzo alla frittata, così che il latte si amalgami e non faccia grumi nelle uova. Si lascia ben rosolare. La giriamo e la frittata è pronta. E voilà!